Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi, martedì 14 marzo. L'ambiente è un bene di tutti, il verde è un bene di tutti, le alberature sono un bene di tutti. Oggi più che mai l'attenzione al verde è massima, lo stesso nei confronti degli alberi. In un periodo in cui il cambiamento climatico è così tangibile e i benefici apportati dalle chiome degli alberi così necessari, viene logico ritenere che nessuna amministrazione comunale possa essere scellerata al punto di abbattere alberi importanti senza un motivo valido. Eppure sembra che non possa essere fatto alcun intervento di manutenzione al verde pubblico senza che decine di persone si accaniscano sui social contro le cooperative che gestiscono il verde pubblico o addirittura contro il comune, continuando ad attaccare la stessa amministrazione anche quando gli alberi sono di proprietà privata. L'ultima causa in ordine di tempo di male parole nei confronti dell'amministrazione comunale è un albero all'Isola dell'Unione abbattuto ieri in quanto non sano. La cooperativa che ha in gestione la manutenzione del verde pubblico, prima di abbattere un albero, fa le verifiche del caso e se l'albero è malato, lesionato, pericolante, comunica al comune il tipo di intervento e procede. Ricordiamo che gli alberi hanno una loro vita che in ambiente urbano ha aspettative anche dimezzate a causa dell'inquinamento, del cemento che li circonda e altre motivazioni. Di fronte a un albero malato che rischia di cadere causando danni alle persone o alle cose, come ci si dovrebbe comportare? Si valuta il male minore, di fronte al rischio che qualcuno si possa fare male, si decide come comportarsi. A leggere i commenti sui social, l'ipotesi che un albero sia malato sembra non sfiorare nessuno. Se proprio non si crede che si sia agito in buona fede, che l'abbattimento sia stato arbitrario, l'azione che si deve fare non la si deve mettere in atto attraverso i social. La possibilità di chiedere delucidazioni sugli abbattimenti in via ufficiale c'è, ma viene sfruttata? È sempre più facile sputare veleno inutilmente che sprecare del tempo e delle energie agendo per vie ufficiali, ma sono le vie ufficiali che portano i risultati. I documenti che giustificano gli abbattimenti sono atti ufficiali e devono essere veritieri e sono consultabili. La tutela del verde, dell'ambiente e delle alberature non si fa vomitando odio sui social. Questa è un'azione che serve solo a seminare un clima pericoloso che sobilla i più deboli. Abbiamo aree appena fuori città ricoperte da foreste di alberi, ricche di una biodiversità immensa, eppure c'è chi propone di abbattere tutto per far passare la Romea o la ferrovia o entrambe. Dove sono i leoni da tastiare in questo frangente? Leoni che per quello che scrivono potrebbero rischiare una denuncia. Occhio non vede, cuore non duole. Quelle foreste per l'aria che respiriamo fanno molto più dell'albero abbattuto ieri. In questo caso sì, la voce di tutti può fare la differenza ed evitare il pericolo di abbattimenti deleteri. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Ieri mattina presso il Palazzo Grandi Stazioni è stato presentato dalla Regione Veneto in sinergia con Infrastrutture Venete, partecipate al 100% della Regione e con l'Università di Ca' Foscari, un progetto di rilancio della litoranea veneta. Sono stati discussi al prospetto di numerosi portatori di interessi i dati emersi da uno studio sul turismo fluviale lungo appunto la litoranea veneta. Lo studio ha riguardato le linee di navigabilità da Venezia a Fiume Tagliamento alla Laguna di Grado, concentrandosi sul risezionamento, il dragaggio e l'attrezzaggio fluviale per individuare le aree di intervento. Tra gli stakeholders Assonautica, Marino Masiero e altri rappresentanti di aziende interessate allo sviluppo del turismo fluviale che hanno contribuito alla discussione. Lo studio, grazie all'esposizione dell'Università di Ca' Foscari, ha permesso di vedere le opportunità del turismo fluviale lungo la litoranea veneta, esposte le opportunità della rete di navigabilità interna formata da rete regionale e da rete interregionale che
che conta 500 km di rete direttamente gestiti e 275 km di vie navigabili interne appartenenti alla rete TENT Core Network. Lungo la rete ci sono 16 conche di navigazione automatizzate, oltre altre 6 in corso di automazione e altre 3 da automatizzare. Come afferma il consigliere regionale Dolfin, si tratta di un territorio per il quale è possibile uno sviluppo interessante con finanziamenti importanti e con importanti potenzialità nel mondo del turismo e della sostenibilità ambientale da realizzare in collaborazione con tutti i comuni interessati. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Ieri a Palazzo Grassi a Chioggia si sono tenute le conclusioni di un ambizioso progetto, il Blue Coast Agreements 2030, un progetto di cooperazione territoriale tra 11 FLAG, Fishing Local Action Groups, il cui scopo è quello di favorire lo sviluppo più sostenibile delle zone costiere in ben 7 regioni italiane, tra cui il Veneto. L'intento è quello di promuovere l'Agenda 2030 dell'ONU, realizzando alcune azioni pilota nei settori della Blue Economy, sia tradizionali che emergenti. Seguire i contratti di costa e i contratti di fiume deve dare un approccio più consapevole per la tutela degli ecosistemi marini, ma anche per la salvaguardia dell'economia, creando nuovi posti di lavoro e facendo assumere una consapevolezza maggiore verso una responsabilità territoriale alle comunità costiere. Queste sono le conclusioni di un progetto sostenuto con i fondi FEAMP. Sono stati realizzati workshop per i professionisti del settore con la presentazione di pratiche innovative per la sostenibilità delle aree costiere. Sono stati realizzati corsi per insegnanti e per studenti, sono stati avviati tavoli di ascolto e di confronto con laboratori e sono state mappate le esperienze del contratto di costa e del contratto di fiume nei territori dei FLAG che si sono riuniti nel partenariato. Presenti i maggiori stakeholders del mondo dell'ittico e le rappresentanze dell'associazionismo. Il settore ittico deve crescere, i confronti possono solo dirigersi in quella direzione. Siamo con Marco Spinadin, presidente del FLAG GAC Delta Poi Chioggia. Siamo al termine di un importante incontro Blue Coast Agreement 2030. Mi puoi fare un sunto del vostro intervento? Sì, allora, progetto molto ambizioso, oggi vede la sua conclusione con l'evento finale, un progetto che spazia in un territorio come quello costiero particolarmente importante, nel nostro caso tra l'altro in mezzo a 3 territori, direi, quindi la terraferma, la laguna e il mare. Siamo riusciti ad approfondire concetti come la sostenibilità, spaziare all'interno della Blue Economy, che è una cosa veramente incredibile, che abbiamo visto oggi i relatori puntualizzare il fatto che possa essere considerato quasi un 3,2 di PIL addirittura, quindi una cosa veramente molto importante. Per finire metterei anche l'Agenda 2030 e in particolare l'obiettivo 14 e quindi una sostenibilità a tutto tondo che vede le comunità costiere particolarmente interessate sia dai cambiamenti climatici ma transizione ecologica piuttosto che altre problematiche che noi che viviamo nella costa sappiamo, e quindi riuscire a mettere insieme anche strumenti importanti come il contratto di costa, su cui il Comune di Chioggia tra l'altro è uno dei comuni più importanti, ma direi anche il contratto di fiume.
Quindi un progetto molto importante che ha saputo coniugare tutte queste cose che ho appena enunciato. Perfetto. Adesso il prossimo passo quale sarà? Ci sarà un prossimo passo, prossimi programmi, prossimi studi? Mi auguro che ci sia. Tengo conto che purtroppo adesso siamo a fine programmazione del FEAMP e credo che si stia aprendo un nuovo programma e quindi nuovi flag, può essere, come magari confermare quelli che già ci sono. Sentivo parlare di una restrizione dei flag. Sì, l'Italia dovrà ridurre il numero dei flag, sì. Non so dirle la percentuale, ma insomma una buona riduzione. Come mai? Si accorpano? Questo assolutamente sì. Diciamo che credo che l'obiettivo, anche se non sta a me dirlo, sia quello di creare flag probabilmente più importanti piuttosto che frammentate all'interno di una singola regione. Anche perché più importanti dovrebbero avere più parola, insomma, un'importanza maggiore. Credo che in questo caso accentrare anche competenze e non frammentare sia cosa buona. Siamo sempre qui a sperare che arrivi la pioggia, sono mesi nei quali non vediamo una vera precipitazione, però è pur vero che se non dovesse cambiare la situazione meteorologica dobbiamo provvedere a intervenire con provvedimenti un po' più drastici, limitando l'uso dell'acqua ovviamente solo per gli usi civici, per quello che sono le attività strettamente connesse alle persone. Quindi evitare gli sprechi, ma un appello che faccio oggi è quello di evitare gli sprechi, di pensare che questa risorsa non è infinita e in questo momento viviamo un momento di grossa difficoltà. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 14 marzo, è la farmacia Fischetti sulla strada statale Romea a Sant'Anna e la farmacia al Duomo in Corso del Popolo a Chioggia. Vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti.